I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Teatro Mercadante. Il teatro sorge in piazza Municipio, quasi in riva al mare, all'ombra della possente mole di Castelnuovo, ovvero il Maschio Angioino. Per la sua data di nascita bisogna risalire al 1779. Il 17 giugno di quell'anno fu inaugurato in nome di Domenico Cimarosa, rappresentando l'opera L'infedeltà fedele. Un inizio smagliante che diede l'avvio ad una lunga serie di stagioni. Per più di un secolo il teatro fu ritenuto secondo soltanto al Teatro San Carlo. Quando quest'ultimo nel 1816 dovette interrompere la propria attività per via di un grande incendio, il Mercadante fu proposto a sostituirsi con l'avanzare della stagione di opere di quell'anno. Con il passare degli anni e con l'incalzare dei nuovi tempi, il Mercadante da teatro lirico divenne il più importante palcoscenico di prosa della città. Con la Seconda Guerra Mondiale ebbe la stessa sorte di molti teatri napoletani. Fu requisito e le sue tappezzerie andarono distrutte insieme alle poltrone. Dopodiché sale e servizi furono ripristinati e nel 1946 si riaprirono le sue porte. Al Mercadante furono rappresentate operette e riviste, ma anche presentate piedigrotte e spettacoli di varietà. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate